Devo cominciare a ragionare sul perfetto della storia e non sul perfetto della tendenza cristallizzata sulla devo cominciare a vedere la questione data a paitare verso la forse si sente geografico che è stato opportuno non che devo vedere tutta sulla cosa e devo vedere un termine storico non contingente, guardate bene di italianità, ma contingente, che tanca a caso sapere un libro, da tancare tutto il libro e sapere italiano. Noi non possiamo dire da Sarnini, da questa contingenza, da questa qualità, da questa cristallizazione, da pensare chi ha pregato l'uso onorario dei due, lo ha pregato gli stili che poi diventeremo italiani. Ma non si può, rimango e tanto poi non lo vedremo poi dovremo ragionare in questa gabbia e non pensare che sul mondo si impone questa gabbia e se no il problema e non che si respira categoria che prima non si respira io categoria di condivisione introvino che probabilmente non esiste neanche alcuno chi non condivide il giubato la nazione sa esiste è una nazione. Questa è una categoria condivisibile, non è la disponibile, una ispirazione vivente. Noi non possiamo rinunciare a essere nazione, non possiamo scontrattare questi stati su essere o non essere nazione, non v'è supremamente questa contrattazione, l'essere nazione o non lo essere, non possiamo, a noi non possiamo ipotecare. Soprattutto questa generazione del tardo, che hanno fede di tutta terra, che hanno fatto convegno su questa una rosa, noi non possiamo disporre del suo bene naturale. È un bene indisponibile. Quindi che sia contrattazione, sia che si stati, noi non possiamo contrattare o rinunziare ad essere naturali. Categoria è non trattata, creata una cultura, tutto si respira, in storia, in radio, in informazione, eccetera, eccetera. Così la messa anche la stiamo orchettando, stiamo cominciando a far muovere sul cervello e la idea dentro libera. Ma non mi sto dicendo così. Hanno fatto, o poi intendere, un discorso del suo presidente del suo consiglio della questa regione è questo tipo non è spazio cioè il suo vocabolario è totalmente diverso questo vocabolario viene da categoria mentale che sono maturani che vi sono una schina e che sono spane sul cervello che assolutamente pochi noi camminano si respira camminano si respira il ministro di costituire si respira e tanto noi dobbiamo abbaitare sul problema del suo rapporto con questo Stato, dentro questa gabbia del Stato. E non picchiamo Stato che dai su 48 ore, basta una novità. Esiste in Europa. Esiste. Tutto questo contrasto che prima di risolvere di spargere zampene, in suo campo di battaglia, oggi esiste in una mensa, o in un istante a un Parlamento, in una. Avete il suo spunto. E noi potremmo non queremos spiccare altro, poi dovremmo pensare il problema del non linea con un problema non che lo queremos è la fuori dai confini e opporre invece sopra dai suoi confini, come sono tutte le altre che bisogna entrare nello Stato in Europa, non sono in suoi confini, o tra confini, sono diventato lo sopra confine. E siamo sicuri che questo tema che noi stiamo trattando oggi non è un tema assimilabile a un rapporto tra i Stati e quindi che è un rapporto tra i gabbia e un po' sopra confini invece che in tre confini? Siamo sicuri? Beh, abbiamo cominciato questo discorso partendo da un punto importante. Noi siamo dentro di questa storia e sono contro la sovrania, perché dopo il contratto dentro il contratto sulla sovrania sul biglietto reale è andato ma come se si vede in appetire questa è una cosa che non si deve appetire no, di quanto la fatturazione è sovrania quindi sul problema deve essere netta assimilabile a una ricontrattazione sopra
che i tre confini non possono essere risolti, in cambio a una parte, a un'ala avesse una parte debile e a Faterana a una parte forte, che alle sia risoluzione comunque è una riverniciatura dello Stato di unità. Non può essere risolto il problema a una contrattazione interna confine e un Stato vincolati. E nella condizione schini a sa base di questo contratto e questa funzione perpetua non venite a mancare. Ma fino a se non sono venite a mancare, siccome sul contratto isolvibile unilateralmente, oggi si può trasferare la contrattazione e che l'avvocato è sconfitta a forza e sconfitta. E non è successa qualche cosa del genere, è successo in termini diversi, sono nasciti diversi stati, è nascito sul Kosovo, è nascito sul Montenegro, poi la alternare, ma l'Italia non è già Jugoslavia. Beh, non sta così a questa ragione, adesso io stanno a te, che hanno una di esse non conta adesso che si merita e si inconsistenza del Stato che non può rispondere a questa contrapposizione, la contrapposizione è stare giovani. La contrapposizione si incapaccia dai cussi al livello e diventa a livello più basso, cioè cussi del suo interesse locale e sa diversa regione. E parlate bene che questo scontro ha da creare una contingenza pro Sardinia, ha da creare. E se noi si innanzi in questa breve, dai questa contingenza che può invocare sovrania. Che può invocare sovrania. Ma forse se questo laboratorio potete arrivare a altri risultati. Sempre cercando di essere d'accordo in termini scollati. Chi non ha che non sia possibile una soggettività politica diversa da essere Stato-nazione? Provare a lavorare che siamo a fatto diverse. Proviamo una vita, se è possibile, forse non è manco facile di dare un numero, ma diamolo un numero provvisorio. Proviamo una vita, se è possibile, inventare una soggettività politica che chiamiamo provvisoriamente regione europea. In un rapporto siete non intermediari, ma direte in un'unica sovrastruttura che esiste questa entità siete Europa e non ha bisogno di nessuna intermediazione. Cioè, in realtà non è pure il tempo, non esiste più, non vede poi perché a noi non lo sto bene. Cioè che in termini pratici poi alla fine o in una politica la perso finita non ha essere il futuro ormai sempre indipendente la sovrania diventa una necessità oltre che un diritto. Quindi potremmo pensare pure a una forma diversa, non a sola che potremmo pensare a partito catalano sicuramente dai innanzi sul basso e così via e in rapporto diverso non potremmo spondere questa Europa, che potete essere un'occasione. Io chiaramente sono indipendentista, vi scrivete benissimo, cioè qui